Buongiorno, in questo video vogliamo affrontare un tema di grande interesse per le lavoratrici domestiche cittadine di paesi extra Unione Europea, il diritto alla pensione. Per questo abbiamo qui con noi Ermelinda Ventriglia, responsabile del patronato Inas CISL, a cui poniamo alcune domande per avere altrettante risposte sugli aspetti principali di questo tema. Buongiorno Ermelinda. La prima domanda magari può sembrare banale, ma è quella che si pongono tutte le donne immigrate occupate nelle famiglie come colf e badanti. Anche loro potranno avere la pensione da lavoro italiana? Certo, come tutti i lavoratori italiani o meno, chi lavora in Italia e versa contributi in Italia, rispettando certi requisiti, certe condizioni, poi potrà avere la pensione. Ovviamente non solo le donne che fanno le colf e le badanti, ma anche gli uomini che fanno i domestici. Cominciamo a conoscere questi requisiti, quelli in vigore attualmente, perché, come sappiamo, possono variare. I requisiti da rispettare e da tenere in considerazione sono i due, sono l'età anagrafica e gli anni di contributi versati, per meglio dire le settimane, perché in Italia i contributi vengono conteggiati in settimana. Un anno di lavoro sono 52 settimane, 52 contributi versati. Entriamo nel merito. Come si combinano attualmente i due requisiti, età anagrafica e anni di contributi versati? La prima, con 20 anni di contributi si può andare in pensione di vecchiaia a 67 anni di età. Però, attenzione, dobbiamo maturare almeno un importo minimo di pensione che è di 702 euro. La seconda, che è la pensione che è più frequente per i lavoratori di questo settore, si ottiene a 71 anni di età con 5 anni di contributi versati e in questo caso non c'è un importo minimo di soglia da rispettare. Ci sono anche altre condizioni e altri requisiti per ottenere altri tipi di pensione, ma diciamo che per i lavoratori domestici queste sono quelle più facilmente raggiungibili. Veniamo all'importo della pensione. Come si calcola la pensione? Il sistema previdenziale italiano prevede due calcoli di pensione, quello misto e quello contributivo. Quello misto riguarda i lavoratori che hanno cominciato a versare i contributi prima del 1996. In questo caso la pensione verrà calcolata per la parte di lavoro prima del 96 in base alle retribuzioni percepite, mentre per la parte relativa ai contributi versati dopo il 1996 con il sistema contributivo e quindi sui contributi versati. Per tutti coloro invece che hanno cominciato a lavorare dopo il 1996 la pensione viene calcolata interamente con il calcolo contributivo. Tra i due calcoli è ovvio ed è facilmente capibile che quello fatto sui contributi versati a parità di requisiti darà un importo più basso di pensione. Se una lavoratrice domestica volesse farsi un'idea dell'importo della sua futura pensione, cosa deve fare? Allora, innanzitutto è importante dire che dovremmo sempre tenere sotto controllo il nostro estratto conto. L'estratto conto, cos'è l'estratto conto? È quel foglio che ci viene dato dall'INPS e possiamo ottenere o tramite un patronato oppure direttamente dal sito dell'INPS entrando con il proprio SPID, in cui sono dichiarati tutti i contributi che sono stati versati dai nostri datori di lavoro. Poi dobbiamo controllare che tutti i contributi siano corretti e poi ci si può rivolgere ad un patronato che in base a quello che è dichiarato nell'estratto conto e in base però anche all'età in cui si va in pensione farà il calcolo della pensione che si è raggiunta. Se un datore di lavoro non ha versato i contributi previdenziali, quelli che si pagano con il bollettino postale per intenderci, cosa può fare la lavoratrice per recuperarli? Diciamo che il datore di lavoro è obbligato a dare una copia del bollettino postale con cui ha versato i contributi del lavoratore al lavoratore stesso. Venendo poi alla domanda che cosa può fare se ci si accorge dall'estratto conto, ad esempio, che i contributi non sono versati, il lavoratore ha tempo 10 anni per denunciare il proprio datore di lavoro e quindi farsi versare i contributi che non sono stati versati. Certo che bisogna stare attenti perché questa tipologia di lavoro prevede molto spesso datori di lavoro anziani e quindi se il datore di lavoro muore è molto più difficile poter recuperare questi contributi. Chi ritorna nel proprio paese di origine prima di aver maturato l'età di pensione può farne comunque richiesta all'INPS?
Se ci sono raggiunti i requisiti per ottenere la pensione, sia che si rimanga in Italia che si vada all'estero, la pensione è un diritto e quindi si può ottenere. Ovviamente se siamo in Italia tramite un patronato si può andare a fare la pensione, se siamo all'estero la cosa si complica un po', però ci si può sempre rivolgere alle rappresentanze italiane in quel paese e fare la domanda. Se invece non si sono raggiunti i requisiti, sia che si rimanga in Italia o che si ritorni all'estero, non si ha diritto a nessuna pensione. La procedura più semplice per fare domanda di pensione? La cosa più semplice è rivolgersi a un ente di patronato e fare una consulenza, verificare che ci siano tutti i requisiti e quindi sarà lo stesso patronato che predisporrà la domanda di pensione all'INPS per ottenerla. Il sistema previdenziale italiano prevede anche altri tipi di pensione di cui possono beneficiare le nostre colf e le badanti? Sì, ci sono anche altri tipi di pensione, ci sono le pensioni ad esempio legate all'inabilità e all'invalidità. In questo caso, oltre ai contributi previdenziali, bisogna tener conto anche dello stato di salute del lavoratore, quello stato di salute che può limitare o impedire del tutto l'attività lavorativa. Chiudiamo questa intervista con qualche parola sulle prestazioni di tipo assistenziale, per sapere se ne hanno diritto anche le lavoratrici domestiche extracomunitarie. Un tema complesso, vero? Certo, un tema complesso. In primo luogo io voglio ricordare che dopo 10 anni di residenza continuativa in Italia si può richiedere la cittadinanza italiana. Purtroppo i tempi previsti dalle attuali norme di legge sono molto lunghi, 2 o 3 anni, e ci sono anche dei casi in cui si arriva a 4 anni di attesa. Però una volta che si ha la cittadinanza italiana si ha anche il diritto a tutte le forme previdenziali e assistenziali di cui hanno diritto tutti i cittadini italiani. Quindi, dopo 10 anni di residenza in Italia, è bene fare subito la domanda di cittadinanza. Venendo alle prestazioni assistenziali, quali sono le principali disponibili anche per le colf e le badanti extra UE? Allora, c'è la pensione, ad esempio la pensione di invalidità civile o l'assegno di invalidità civile. Queste due prestazioni non spettano solo ai lavoratori, ma spettano a tutti i cittadini che hanno una situazione sanitaria compromessa. E come si fa ad ottenerla? Ci si fa fare un certificato medico dal proprio medico di base e si invia la domanda all'INPS. L'INPS valuta sulla documentazione sanitaria che noi inviamo la situazione della persona e può riconoscere un grado di invalidità. Se il grado di invalidità che riconosce l'INPS è superiore al 74%, si può ottenere anche una indennità economica. Ovviamente però questa indennità economica è riconosciuta in base anche a dei limiti di reddito. Se invece l'INPS riconosce una non autosufficienza, però per non autosufficienza intendiamo l'impossibilità di camminare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'impossibilità di svolgere gli atti quotidiani della vita in maniera autonoma, ci si può vedere riconosciuta anche l'indennità di accompagnamento. Grazie Ermelinda per le spiegazioni. Abbiamo capito che anche le lavoratrici domestiche provenienti da paesi come Ucraina, Moldavia e tutti gli altri paesi non dell'Unione Europea hanno diritto alla pensione e ad alcune assistenze sociali. Abbiamo anche capito che è importante lavorare in regola, versando i contributi all'INPS, e che per far valere i nostri diritti sociali è sempre bene farsi assistere da un patronato sindacale.